Accuse dure e pesanti, tutte respinte al mittente. L'ex presidente dell'ASI di Agrigento, Stefano Catuara, assieme ai componenti che facevano parte del comitato tecnico, oggi ha tenuto una conferenza stampa per rispondere ai fulmini lanciati da Alfonso Cicero, commissario ad acta del consorzio nominato dalla Regione. Già la Regione con la quale il braccio di ferro va avanti ormai da tempo. Catuara, che ha annunciato di aver presentato formale querela, si è soffermato su vari punti. Il primo riguarda l'accusa di avere lasciato l'ente in una situazione economico-finanziaria disastrosa. Da un primo esame si era accorto di gravi illeciti, di assenza di bilanci e così via, mancato il recupero di credito e così via. È chiaro che il primo comunicato mi ha colto di sorpresa, non me l'aspettavo, considerato che non c'era neanche il tempo per poter esaminare gli atti. Considerato anche che lo stesso aveva ricoperto all'interno dell'ASI il ruolo di componente del revisore dei conti e nella qualità non aveva mai contestato singole voci del bilancio. E Cicero aveva posto poi l'accento anche sul mancato rispetto da parte della gestione precedente del protocollo di legalità. Qui Catuara passa al contrattacco. Io sono chiamato a rispondere del periodo durante il quale vi sono i commissari, Lamonte e Lamoroso, dove si dice non essere stato applicato. Tra i provvedimenti c'è la sospensione di 3 dirigenti. Mi pare di capire che i dirigenti possono essere soltanto accusati per avere lavorato bene e per avere lavorato troppo, perché se l'accusa è al dirigente tecnico per avere predisposto i progetti e avere partecipato al bando di gara, francamente mi sembra anche questo particolare. E infine Catuara si è posto questo interrogativo. Il commissario Cicero a oggi è decaduto per legge o no? E allora, se non vi sono ulteriori disegni di legge che interpretano in modo autentico l'articolo 19, bisogna prendere atto di questo. E a proposito di interrogativi, uno se l'è posto anche Giuseppe Arnone, sceso in campo in difesa di Cicero. O questo Cicero è completamente pazzo e va rinchiuso al manicomio, oppure l'ASI è stata gravemente disamministrata. L'ASI amministra non i soldi di Babbo Natale, ma quelli di noi cittadini e dovrebbe servire al nostro sviluppo economico. Ora, all'albo pretorio dell'ASI vi sono delle delibere assolutamente clamorose. Io non ho sentito oggi il presidente Catuara rispondere ad una serie di questioni che Cicero ha pubblicato all'albo pretorio.